Sindaco, approvato il progetto per questa nuova scuola a Ponte della Priola, la scuola si farà? È necessario che si faccia, è necessario che la scuola venga fatta in centro, dove è sempre stata, che i bambini continuino ad andare a scuola in centro a Ponte della Priola, perché i bambini sono vita e ne abbiamo assolutamente bisogno. Si è reso necessario un nuovo progetto, innanzitutto perché la scuola attuale ha delle misure non adeguate alle nuove normative. E a parte le normative, le aule sono oggettivamente piccole per i bambini che la frequentano. In più abbiamo bisogno, soprattutto adesso con tutti i terremoti di cui si sente parlare, di mettere a posto, terminare di mettere a posto il nostro patrimonio immobiliare edilizio, l'edilizia scolastica in primis, e quindi costruire questa nuova scuola più grande, perché le aule saranno più grandi, anche se il primo stralcio ricomprende 10 aule più l'aula magna, le aule per le attività speciali, tutto quello che la normativa esige per una scuola funzionale e moderna. Come diceva prima durante il Consiglio Comunale, una progettualità per far continuare a vivere appunto questa frazione. Sì, è un progetto particolare, un progetto particolarmente trasparente perché ridà l'abitabilità, la fruibilità di tutto il lotto, perché il progetto è sopraelevato e quindi un lotto in cui i bambini potranno giocare interamente per tutto il lotto, ma non solo, anche un pezzo di Ponte della Priola che può essere restituito alla cittadinanza per eventi, per cinema all'aperto, per tutti gli eventi che prevedono una socializzazione. Sindaco, durante il Consiglio Comunale l'opposizione si è definita contraria appunto a questo progetto, però il Comune andrà avanti, è stato approvato, è essenziale. Allora, diciamo che chiaramente ognuno ha le sue sensibilità, le sue conoscenze e io assolutamente rispetto la decisione delle minoranze che non sono favorevoli a questo progetto. Peraltro il progetto deve andare avanti, non ci si può fermare e quindi andiamo avanti con questa progettazione che quanto prima comunque condivideremo anche con la popolazione. In parte l'abbiamo già fatto perché il progetto è stato già illustrato a alcuni membri della parrocchia e al mondo della scuola, ma sarà nostra premura, appena acquisita tutta una documentazione iconografica adeguata, illustrare il progetto a quelli che vorranno aderire e vorranno venire a vederlo, insomma. Non abbiamo niente da nascondere, stiamo facendo una scuola, non stiamo facendo una centrale nucleare. E ci teniamo moltissimo anche che sia fatta questa scuola a Ponte della Priola, per i bambini di Ponte della Priola e per tutti i bambini che magari vorranno venire a scuola a Ponte della Priola proprio perché a Ponte della Priola c'è una scuola bella.